ricordo di Piera Cabella, faro dell'hockey cagliaritano. Come si può lasciare un segno così profondo nel cuore di un'intera comunità sportiva, diventando un faro per generazioni? Il mondo dell'hockey cagliaritano è in lutto, piangendo la prematura scomparsa di Piera Cabella, una figura la cui assenza si farà sentire moltissimo. Conosciutissima per la sua storia nell'hockey femminile su prato e per la sua lunga e stimata carriera come istruttrice e dirigente sportivo presso la Ferrini di Cagliari, Piera non era solo una professionista, ma una persona profondamente amata. Per il presidente Maxia e per l'intera polisportiva Ferrini, composta da consiglio, dirigenti, tecnici e atleti, Piera era un punto di riferimento insostituibile. Il presidente Maxia ha ricordato con affetto il suo garbo, la sua disponibilità e la capacità di essere una guida sicura per un'intera generazione di giocatrici. Non era semplicemente la mamma di due splendide atlete del club, ma un punto fermo, un ascolto attento e un esempio di umanità, valori che non sempre si trovano nel mondo dello sport. La sua dedizione le ha permesso di coniugare perfettamente il rigore di un dirigente sportivo con la sensibilità e l'empatia. L'intera famiglia ferriniana si stringe ora intorno a Carlo, Carolina, Giorgia e a tutti i familiari, porgendo le più sincere condoglianze per questa dolorosa perdita. Ci mancherà enormemente la sua presenza, la sua guida e il suo spirito. Quale eredità di passione, valori e umanità ci lascia Piera Cabella e come possiamo, nel nostro piccolo, continuare a onorare il suo prezioso contributo allo sport e alla crescita di tanti giovani?